signor Onofrio per la sua esposizione. Sicuramente ha fatto tantissime domande che cercherò così molto velocemente di rispondere perché non a tutte so, però penso che la risposta alle proprie domande il signor Onofrio lo sa. Mi sembra che lei abbia per un periodo lavorato per l'ARPA o è stato collaboratore, quindi o consulente. Non ho mai avuto il privilegio. No, esatto, allora meno ancora, però insomma mi è giunta a volte che forse ha collaborato in certe consulenze ambientali e cose. Per quanto riguarda la produzione, della acciaieria, questi dati non posso saperli io, tecnicamente non posso saperli, scusatemi, so solo che partecipa all'AIA perché la normativa di riferimento è 20 tonnellate all'ora, loro producono più di 20 tonnellate all'ora, quindi devono rispettare la normativa dell'AIA. Chiuso, 150, 20, più di 20 sicuro, ma non posso, sono dati tecnici, non so io. Nelle autorizzazioni che rilascia il comune di Cividale per il proprio impianto, sicuramente il sindaco Cividale, l'assessore o il tecnico sanno quant'è la potenza installata. Forse mancanza mia quando il fatto che non sono andato così a verificare quanto potrebbe essere la potenza installata, ma scusatemi, anche la curiosità, la valutazione, ci sono tantissimi parametri in cui possiamo entrare in merito, ma che sono molteplici e come ha detto lei, magari qualcuno sfugge o qualcuno viene più approfondito. Questi sono un attimo aspetti, cerchiamo di essere un attimo elastici anche in questi casi, nel senso che non perché io faccio il sindaco come Marco devo sapere tutto, perché potrei, il signore non lo conosco, non lo so, anche lo so, vedo dei consiglieri comunali come Marco, non mi chiedo che il potenziale installato se usano in dettaglio un giardino da fare elettrico o a scoppio, perché magari se a scoppio potrebbe eliminare certe cose. Scusatemi, insomma, dobbiamo anche capire certe situazioni, perché altrimenti non finiamo mai, iniziamo a innescare un discorso generale. Per quanto riguarda anche i dati, allora io a questo punto potrei anche non discuterli, perché se abbiamo visto che non sono validi, non potrebbe dire non discutiamo, però dobbiamo anche capire che tra Osoppo e la Saeria di Cividale ci sono anche decine di produzioni differenti. Il forno di Osoppo è un forno elettrico, quello di Cividale non è elettrico. A Osoppo fanno una soluzione continua, lavorano 24 ore su 24 per 7 giorni per tutto l'anno. A Cividale no, c'è il fermo impianto fine settimana, così andiamo messa senza scolamenti e senza le macchine che vanno alla COP vicino alla centralina a fare la spesa, che potrebbero così anche aiutare in certi momenti ad alzare questo parametro. Dopo fanno ciclo continuo anche produzione, sono le villette, laminatorie, le spire, quelle che vediamo passare sul cambio dello trampo, e non faccio pubblicità, ci mancherebbe, non fanno quelle, a Cividale fanno pezzi unici, di assai speciali, cioè parliamo di produzioni totalmente differenti, quindi anche questi sono i parametri per chi deve valutare, deve tenere conto, che sono molteplici. Non entro in merito, sono molteplici. Allora, come dico, c'è una situazione, c'è un problema che sicuramente va approfondito, ma questi sono gli aspetti, infatti, che sarà a livello informativo per poi trovare una soluzione, un metodo per arrivare a queste fonti, assieme al comitato, assieme ai collaboratori, assieme anche alla gente di Monaco e anche con il comune. Questo è un po' il metodo. Naturalmente poi non entro in merito a quello che potrebbe essere la concorrenza reale, perché decisamente non si mi aspetta a me fare queste cose. La mia è che era una domanda. Una domanda che approfondiremo. Ecco, io pregherei per gli interventi, se ci sono altri, di essere concisi, perché insomma non vorrei chiudere la serata così, magari non mi mando via. Breve e concisa, disse quello. Allora, il problema... Non sono Allora, il problema è solo per dare un appunto a quello che lei diceva prima. Non ci sono dimostrazioni di correlazioni tra tumori e emissioni, eccetera. Nel fumo, come diceva il signor Dorzenone, ci abbiamo messo 60 anni per dimostrarlo. Scusi, posso leggere la frase precisa, perché sì, non era proprio preciso. Allora sentiamo. Cioè, in questa lettera l'azienda per servizi sanitari dice precisamente: fra le patologie correlabili all'inquinamento
Sono stati scelti decessi per cause naturali, per neoplasie, per cause cardiovascolari e per cause respiratorie. Non si è rilevato un eccesso di mortalità statisticamente significativo per queste patologie nelle aree più vicine alla zona industriale e non si è rilevato un gradiente del rischio di mortalità per le patologie individuate, ovvero un rischio crescente avvicinandosi alla zona industriale. Dopo è tutto molto più articolato, non è che non c'è correlazione, dicono che non c'è tra le patologie correlabili, non si è rilevato un eccesso di mortalità statisticamente significativo. Andremo a dormire sicuramente più tranquilli, perché Ma io non faccio nessuna battuta, io sto leggendo. sto discutendo di quel dato che va benissimo se non ci sono queste evidenze, solo che vorrei citare che prima di evidenziare certe cose, pensiamo solo al fumo, ci abbiamo messo 60 anni quando già 30 anni prima si sapeva e c'erano degli studi che venivano sottaciuti, quindi avendo questa premessa come diciamo storia, sinceramente adesso quello che mi viene detto io lo prendo con le pinze perché un po' di storia l'ho letta. Seconda cosa, la precauzione è uno dei principi europei introdotti che però non sempre trova attuazione. Lo vediamo per mille scene, per esempio elettrosmog, non c'è correlazione, abbiamo avuto la prima sentenza per danni causati dall'uso eccessivo di telefonino, tanto per dire, però le correlazioni sono tutte da dimostrare. Quello che mi interessava, e che è già sufficiente, è tornare a un articolo di giovedì 8 gennaio 2009, SMOC 1200 bimbi all'anno in cura per l'asma, Mario Canciani, dottore a Udine e consigliere comunale, responsabile di allergopneumologia della clinica pediatrica, le polveri sottili principali imputate dell'incremento di tossi, riniti e patologie più gravi, costante aumento del 10% di problemi e crisi respiratorie tra i piccoli di età tra i 3 e gli 11 anni. Per concludere, mi farebbe piacere sapere quello che disse una volta una persona: se vado a tutte le manifestazioni pubbliche trovo sempre gli adulti che dicono i ragazzi sono il futuro del mondo. L'ex tutore dei minori, dottor Francesco Milanese, disse solo se gli permettiamo di avere un futuro. Punto. Ci sono altri interventi, altre informazioni. A Milano in una scuola ne ha trovati 6 o 11.000. Ma si chiama graffolo quello. Scusatemi un attimo, sì, non ci sono interventi, un attimo tirerei le conclusioni. Prima di tutto nel ringraziare della presenza. Ringraziare anche chi è intervenuto stasera per darvi un'informazione forse più approfondita e corretta di quelle che sono le normative. Abbiamo anche capito noi stessi dai vostri interventi, mi fa piacere il signore sia intervenuto, su quali sono anche le correlazioni rispetto alle normative. Quindi diciamo l'impegno nostro, scusatemi, e poi andiamo tutti. L'impegno nostro sicuramente è quello di continuare questo percorso. Troveremo assieme al comitato e a tutte le istituzioni un percorso condiviso, perché altrimenti, come dico, io da solo sento di fare la lotta contro il mulino a vento, questo è un po' il problema. Quindi se c'è un supporto da parte del comitato, da parte della popolazione, da parte di tutti, sicuramente qualcosina si otterrà. Naturalmente non potremo ottenerlo domani, però con uno sforzo sia nostro sia delle attività produttive di chi è proprietario di questa attività, un cronoprogramma, un'attività nel medio-breve periodo potremo anche trovarlo. Quindi io concludo così, ringraziando chi è intervenuto e ringraziando anche voi, augurandovi una buona serata, sperando che questo sia stato sicuramente interessante. Grazie.